Grande successo quest'oggi al corso con Paolo Cappuccio, una chiusura di una giornata veramente importante su cotture a bassa temperatura, che ringraziamo lo chef, ci ha potuto illustrare al meglio nell'arco della giornata. Grazie a lui e grazie a tutti i nostri associati che hanno partecipato a questo corso, molto numerosi. Buongiorno a tutti, sono lo chef Paolo Cappuccio. Oggi siamo qua con la Federazione Cuochi di Udine. Si è concluso appunto questo convegno dei cuochi friulani. Oggi prevedeva il corso di cucina da me animato. Il tema era carne e foie gras, quindi brevemente vi indico cosa abbiamo preparato. Dei piatti secondo la mia nuova filosofia di cucina, quindi una cucina buona da vivere, ricca di vitamine, antiossidanti, pochi grassi e tanta sostanza. Quindi partendo dal primo piatto abbiamo eseguito le cotture a bassa temperatura sottovuoto, quindi per preservare le vitamine e tutto l'aspetto organolettico e nutrizionale abbiamo eseguito solamente cotture in sottovuoto. Dopodiché rigenerate e impiattate. Nel caso specifico abbiamo il primo piatto, abbiamo un magatello di vitello cotto a bassa temperatura, quindi viene abbattuto, rosolato, cotto a 56 gradi per 4 ore. Abbiamo fatto una riduzione di succo di vitello, che è una riduzione di diversi courbouillon ristretti e gelatificati. Abbiamo abbinato una crema di spinaci che l'abbiamo ricavata da spinaci novelli scottati, bagnati con un brodo di vitello e ristretti. Passiamo alla seconda ricetta. Abbiamo un mignon di maialino, quindi un filetto di maialino rosolato, cotto sottovuoto a bassa temperatura di 62 gradi per 40 minuti. Dopo rigenerato, rosolato e servito con delle biete e del pane soffice al sifone. Il pane al sifone viene eseguito con farina, concentrato, uova, lievito, viene emulsionato, frullato e messo nel sifone. Deve riposare 4 ore, dopodiché cotto 26 secondi alla massima potenza. Piccione marchigiano in 3 consistenze, quindi abbiamo il petto che viene cotto sottovuoto a 56 gradi per 12 minuti, le coscette confitte a 80 gradi 2 ore, le verdure scottate al vapore e poi riprese in padella con olio extravergine di oliva, senape e riduzione di vitello. Petto d'anatra viene prima rosolato, marinato con pepe e bucce d'arancio, cotto sempre sottovuoto a bassa temperatura con 60 gradi temperatura per circa 30 minuti. Dopo bisogna farlo riposare 12 ore, dopodiché si rigenera, si rosola e si serve. Costretta di vitello, viene sempre marinata, abbattuta, rosolata, posta sottovuoto, in sacchetti ovviamente da cottura, 56 gradi, 35 minuti, viene rosolata, il suo fondo di cottura ridotto, ortaggi scottati ed erbe aromatiche. Passiamo al tartare di manzo quindi carne cruda, freschissima, quindi non frollata. Viene messa in negativo, quindi meno 25 gradi, avvolta in una carta stagnola dalla parte liscia, la parte lucida, messa sottovuoto, al momento portata a più 3 gradi, tritata al Pacojet o al Bimbi o in un frullatore a impulsi e viene servito con senape, cipolle e pepe in grani. Ultimo piatto, una tagliata di manzo di flank steak fatta con la paletta di manzo, cotta a bassa temperatura a 60 gradi per 30 minuti, rosolata sia prima che dopo nella fase di rigenerazione. Abbinamento a senape, verdure e ortaggi in osmosi e pepe mignonette. Ringrazio infinitamente la ditta Madia che ci ha fornito tutti i prodotti per quest'oggi, per il corso fatto da Paolo Cappuccio. Un ringraziamento gradito e importante perché senza di loro non potremo andare avanti.